Siamo a Venezia, amici. Ci troviamo precisamente nel bacino di San Marco perché qui oggi c'è il Redentore, ma la nostra giornata qui in barca è cominciata un po' prima. Siamo partiti nel pomeriggio, abbiamo fatto la visita a 2 delle isole della laguna veneziana, siamo stati a Torcello e siamo stati a Murano, insomma due delle tante bellezze che il nostro Veneto sa offrire. Questa è una serata di festa, una giornata di festa, ma è anche una giornata in cui si vuole ribadire e promuovere un'idea di Veneto. Un'idea di Veneto, noi siamo in compagnia di Giuseppe Gandin, Massimo Zanta, Silvio Fracasso, Patrizio Mattiello e tante altre. Siete tutti determinati, mi pare di capire qui. Ma siamo altro che determinati. La cultura, per esempio, potrebbe essere il nuovo petrolio del Veneto, potrebbe essere la nuova idea di trovare veramente il punto di forza sotto il profilo sociale, sotto il profilo economico e per un nuovo Veneto finalmente più ricco. Sior, vogliamo tornare siori. Io sento nelle vostre parole, leggo nei vostri occhi, come dire, molto orgoglio, no? Di appartenere al popolo veneto. No, noi siamo orgogliosi e siamo felici, perché noi diamo felicità. Il Veneto è felicità, noi vogliamo ridare la felicità ai veneti, che è quello che hanno sempre avuto. C'è qualcuno che ce la voleva togliere, adesso noi iniziamo a riprendercela la felicità e questa è la dimostrazione. Noi siamo felici perché possiamo esserlo, perché siamo dentro felici e stiamo ricostruendo la nuova Repubblica Veneta. Nella Repubblica Veneta ci sono anche tanti giovani che ci credono. Ma guardi, i giovani hanno davanti un futuro che non è per niente roseo con questa Italia che sta fallendo e io dico sempre che ci credano o che gli convenga, tutti diventeranno indipendentisti perché non c'è alternativa. Abbiamo visto posti bellissimi oggi, posti che hanno una storia di 1200 anni, posti, una Venezia splendente che era il fulcro della cultura e della bellezza in Europa, una Venezia che pensava di essere immortale, ha avuto questa presunzione. Ora abbiamo quest'Italia, 150 anni, con un'arroganza, una presunzione assoluta, e non si rendono conto che sono alla fine i veneti, il popolo veneto si sta svegliando. Noi siamo qua per testimoniare questo, per far vedere a tutta la laguna che un tempo le navi quando tornavano da qui avevano i brividi. Noi vogliamo far tornare i veneti ad avere i brividi di sentirsi veneti e tornare a star bene, tornare a una crescita, ma quale dello 0,3%? Del 10% all'anno, perché il Veneto può tornare ad essere quel miracolo economico che siamo stati, che possiamo avere. Miracolo economico, miracolo di benessere e un nuovo modo di vivere, non più con le tangenti, perché le tangenti non sono governatori veneti, sono governatori italiani in Veneto. Le tangenti sono un sistema italiano in Veneto. Noi vogliamo fare un sistema nuovo, il Veneto vuole fare un sistema nuovo che non ha niente a che fare col sistema italiano e i giovani devono capire questo, perché purtroppo o emigrano o lasciano le famiglie oppure non avranno futuro. Siamo qui per aiutarli, sono qua che ballano e lo devono capire, lo capiranno perché non hanno alternativa. Grazie Silvio. Come rispondete però a chi dice che questa è un'utopia? È da 20 anni che si parla ad esempio di federalismo e non si è riusciti ad ottenere nemmeno questo. Voi come rispondete? Rispondiamo in modo molto semplice. Noi stiamo creando il Libro Bianco del Veneto. Il Libro Bianco è un libro dove stanno operando 200 operatori specializzati in ogni campo per poter fotografare il Veneto attuale, per vedere come è stato realizzato e come sta andando avanti, ma soprattutto per vedere che cosa possiamo fare di nuovo, perché grazie all'ascolto di tutti i cittadini noi potremo avere un Veneto con delle operazioni straordinarie. Qui io mi permetto di ringraziare Giovanni Dalla Valle, che è il nostro grande, come possiamo dire, personaggio che ha ideato questo Libro Veneto e che ha preparato un'operazione determinata proprio per tutti i veneti. Io vorrei pensare che se ci diamo una mano tutti, a volte i sogni si realizzano. E con queste parole, amici, io ringrazio tutti voi, vi lasciamo però
a queste immagini. Prima però abbiamo anche Orazio Scavazzone, venga qui insieme a noi. Anche lei, insomma, un momento di festa questo. Sì, un momento di grande festa, è un coronamento di una giornata splendida. Qual è la strada da percorrere, le prossime tappe? Le tappe sono tappe a gradini. La prima tappa fondamentale è stata quella di aver dato voce al popolo veneto tramite un referendum democratico, dove abbiamo chiesto a tutti gli aventi voto diritto del Veneto: vuoi che la regione Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana? E in modo democratico hanno risposto sì o no. Abbiamo avuto un grande voto di sì. È stato un risultato politico importantissimo, 2.103.000 voti, i quali sono stati anche a breve, saranno tutti certificati. Questo è stato il primo gradino. Secondo gradino è esenzione fiscale totale. D'altronde non conosco al mondo una repubblica che paghi tasse a un'altra repubblica, è una cosa inconcepibile. Poi abbiamo in mente tante altre strade, perciò avremo dei percorsi a gradini e raggiungeremo, presumo, in breve la piena autonomia. Grazie. Grazie. L'ultima battuta, Silvio, voleva dire qualcosa? Allora, io volevo ricordare, adesso che ci sono delle manovre, si parla di autonomia. Volevo ricordare a tutti i veneti che l'autonomia è un falso mito, perché l'autonomia ci stanno portando nel baratro. L'autonomia è quella di gestire quello che qualcun altro ti concede. I veneti vogliono farsi le proprie regole, non governarsi, perché se c'è l'esigenza di abbassare le tasse, i veneti lo possono fare e lo faranno. L'autonomia vuol dire che fanno finta di concederci qualcosa. Il giorno dopo ce lo levano, perché stanno facendo la riforma del titolo quinto e parlano assolutamente di togliere la regione Veneto. Queste sono tutte manovre per inibire ai veneti la propria azione. Noi non vogliamo l'autonomia, i veneti possono avere solo l'indipendenza. Autonomia vuol dire che non cambia niente, perché l'Italia è fallita, ha un debito pubblico assurdo, il default è dietro l'angolo. Default vuol dire che farà default le regioni normali e le regioni autonome. Noi vogliamo l'indipendenza per fare le nostre tasse, le nostre regole e governarci. Ricordiamo ai veneti che l'autonomia è una fregatura italiana, l'ennesima. Sono meno di 80 euro al mese. Noi vogliamo dare l'indipendenza perché l'indipendenza effettiva vale più di 5.000 euro a persona all'anno. Tutti, non sono i lavoratori. Sono più di 20.000 euro a famiglia all'anno. Sono 200.000 euro in 10 anni. Pensate alle vostre famiglie, negli ultimi 20 anni cosa avrebbero fatto con 400.000 euro? Non servono altre parole. Grazie Silvio, grazie a tutti, velocissimo. Chiudo io. Allora, noi siamo già Repubblica Veneta. La differenza fra la felicità, l'elevazione del popolo veneto è questo e quello. L'anno prossimo tutto quello sarà questo e noi siamo i pionieri. Tutta questa gente è pioniere. Viva il Veneto, viva la Repubblica. Grazie, grazie a tutti. Siamo i capolavori o no? Vero. E adesso però vi lasciamo alle immagini dei fuochi del Redentore. Grazie. Okay.